Potrebbe essere un turno favorevole per il capolista Dattilo che, pur senza qualche pedina ferma per squalifica, gioca ad Alcamo contro una squadra che lotta per non retrocedere. Sulla quarta dovrebbe farcela anche l'Agragas, in questi giorni al centro di alcune diatribe interne societarie, mentre per il Canicattì si profila un turno alquanto difficile sul campo di Campofranco contro il locale Sporting Vallone. Altro scontro interessante si gioca tra il Geraci e il Castellammare, quest'ultimo prossimo avversario dell'Acragas. Infine torna a giocare in casa la Pro Favara con la Cefaledium, compagine formata da un gruppo di giovani locali. La gara del Seneto, che si giocherà, inizierà alle 14:45, sarà diretta da Gaetano Alessio Bonasera della sezione di Enna, il quale verrà assistito da Cristiano Tina di Siracusa e Giulio Sorace di Catania. Strada dell'Agragas, il Monreale, una squadra abbordabile, però questo non significa che bisogna abbassare la tensione. Assolutamente no. È una squadra di questa categoria. Noi giochiamo in questa categoria, non giochiamo in un'altra. Quindi tutte le squadre dobbiamo considerarla alla pari. Poi se c'è da battere le battiamo in campo, se ci riusciamo. E noi spesso ci riusciamo. Qualche volta cerchiamo qualche pareggio, però l'importante è che la squadra si batta sempre come ha fatto domenica scorsa a Mazzara, che ha fatto una super partita e non ha portato a casa i 3 punti. Pazienza, ma l'importante è che la squadra crea. Io mi preoccuperei di più quando la squadra non crea niente e qualche volta vince per un tiro sbilenco. Alla lunga non vengono i risultati. Se invece crei, alla lunga i risultati probabilmente arriveranno. A oggi credo che siamo terzi in classifica, a un punto dalla seconda, ce la giochiamo con tutte, quindi non credo che ci sia tutto questo parapiglia, questo dissesto. E il campionato è abbastanza Il lungo. campionato ancora 14 gare, te la dicono, diranno la verità. Mister, ogni tanto l'Agres ha qualche scossone societario, qualcuno che va, qualcuno che viene. Ultimamente c'è stata l'uscita di Bruscolè, Vicepresidente. del vicepresidente. Questo i ragazzi come lo percepiscono, secondo quella che è la sua impressione? Cioè, è inutile che io vi dica impressione di questo perché credo che i ragazzi si siano già abbastanza esposti facendo una dichiarazione congiunta tutti assieme. Quindi poi io mi occupo di calcio, non mi occupo di problemi societari o di rapporti personali. Quindi io mi limiterei a parlare di rettangolo di gioco, di azione di gioco e di cosa possiamo fare noi. Il resto se la vedranno i tecnici da quell'altra parte, quindi non è una cosa che mi compete. Anche perché sono arrivato da un mese e qualcosa, i loro rapporti io benissimo non li posso conoscere. Il mio rapporto diretto è stato con Ernesto Russello, che è sempre presente e che è stato lui a contattarmi per amicizia, per professionalità, perché è stato mio giocatore, abbiamo giocato assieme, quindi la dice lunga il rapporto che io ho con Ernesto. Purtroppo gli altri io li conosco, sono persone per bene, tutti ammirabili, tutti grandi professionisti, però sui loro rapporti personali io non gli voglio mettere il dito, perché non mi appartiene, perché non so le cose effettivamente come stanno.